partita diciamo fatta come avevo chiesto di farla, quindi che si evidenziasse la voglia di fare una serata dove dovevamo recuperare una partita di campionato e avessimo l'opportunità di evidenziare che potevamo stare in campo con tutto il roster, e quindi questo è successo. Sono contento perché la squadra ha messo in campo la voglia di giocare. Bisognava stare sempre un po' attenti, perché Leoncino, e lo ha dimostrato nel campionato, ha giocato sempre con grande intensità, con grande aggressività, e la loro bravura lo dimostra anche la partita precedente alla nostra, dove sono andati ai supplementari contro il CUS. Hanno mostrato una grandissima resilienza. Noi siamo riusciti a prendere un vantaggio di sicurezza, ovviamente le differenze ci sono, però credo che non si siano mai persi d'animo, come noi abbiamo cercato di stare sempre un po' sul pezzo, e in questo periodo qui stiamo lavorando in ottica futura per la mentalità, cioè stare sul pezzo con la mentalità, e quindi Verona qui andare a giocare partite di recupero infrasettimanali è sempre una piccola incognita. Invece la squadra ha mostrato attenzione, ha mostrato voglia di giocare, questo per noi è molto importante. Le partite di playoff porteranno sicuramente un'attenzione da sole, nel senso che ci daranno determinate motivazioni, ma noi dobbiamo arrivarci con la consapevolezza e la sicurezza di affrontare sempre l'avversario più tosto e più competitivo possibile. Per fare questo dobbiamo sempre avere il grandissimo rispetto di chi sarà e di essere in campo tonici per poter ambire al miglior risultato. Questa è, la nostra prima squadra, cioè il gruppo più anziano, anche se è un gruppo under 19 con qualche fuori quota 2002. È vero, la combattività che lei descriveva per noi è condizione indispensabile, condizione sine qua non, e quindi non sempre ci dispiace che questa sera non ci sia stata sufficiente qualità in altri aspetti, tanto da rendere perlomeno un pizzico di competizione in più. Però è altrettanto vero che la classifica è brutalmente onesta, quindi stiamo parlando di una squadra che ha 40 punti in classifica più di noi. Il nostro obiettivo, essendoci ritrovati in questo campionato, era fare più esperienza possibile, in modo tale da provare ad avere quel pizzico di sfrontatezza nei play-out che stanno arrivando, a provare almeno avere la soddisfazione magari di vincerne una, in modo tale da provare l'emozione di cosa vuol dire gara 3 di uno spareggio. Quindi ci manca ancora una partita per provare ad imparare a competere meglio possibile, per dopo andare a mettere in tasca l'esperienza anche dal punto di vista emotivo per questi ragazzi che il play-out ti obbliga o ti concede di avere, ed era uno degli obiettivi ovviamente della stagione.